Amici sportivi di Fil Rouge TV, bentornati in diretta e in esclusiva dal Centro Sportivo Pisani per la sesta giornata del campionato di promozione, del girone A del campionato di promozione. Sono appena scese in campo Sport Palermo e CUS Palermo. Ci prova il CUS. Attenzione, Filetto, calcio di rigore. Calcio di rigore secondo l'arbitro. Andiamo adesso a rivedere tutto. Contatto con protagonista Filetto, grandi lamentele. Mustacciolo contro Conticelli. Momento importante della gara. Mustacciolo parte lui e sbaglia il calcio di rigore. Mustacciolo tirandolo fuori, tirandolo male. Punizione Sport Palermo. Minnone cerca il tracciante per Filippo Pirrotta che cade e calcio di rigore Sport Palermo. Questa volta il fallo di Carollo su Filippo Pirrotta costa la concessione del calcio di rigore. Anche questo momento importante della gara. Parte Minnone contro Mortillaro e Minnone trasforma l'1-0 per lo Sport Palermo. Non sbaglia, con grande freddezza Minnone. Chissà da quanto tempo aspettava questo momento. Paolo Scagliaro dice sempre ai nostri microfoni: io non dirò mai ai miei di difendersi. Lapi ammonito, intanto ammonito anche Gioele Lapi. Espulso Lapi, evidentemente Lapi ha detto qualcosa che non va. Ci vuole tanto sacrificio adesso per lasciare qui al Pisani 3 punti per la squadra di Paolo Scalia. Tentativo CUS, gran gol, grandissimo gol, direttamente da calcio di punizione. Il gol che è stato realizzato da Mustacciolo, che si rifà per l'errore dal dischetto. Lancio lungo, Procida ancora ben piazzato. Pirrotta cerca di sporcare il pallone a Girgenti. Scontro tra numeri 7, Garofalo e Renda, ma finisce qui la partita. Finisce 1-1 dopo 6 minuti di recupero.